mattina per andare a poco per sentirsi indietro a scuola. Mamma, Come mai, Pierino? Pierino, L'aspetto mio compagno sul banco. benissimo, Questa è la compagnia. Pierino, dove si strecciano l'olio e la secchia? Pierino, L'olio si deserà per tutte la secchia del posto. brava, questa è la seconda. La terza barzelletta si intitola Esame di storia. Il professore all'allievo Pierino. Ti darò la sufficienza se tu mi dici una domanda esatta sull'antichi romani. Pierino, Belle, gli antichi romani sono morti tutti. brava, questa era la terza. Il difetto degli animali. Maestra, Cirino, dimmi, e ho fatto qualche buona azione in difetto degli animali? Pierino, Certo, signora maestra, una volta ho dato un braccione a un bambino che stava dando un gatto. bravissimo, allora un applauso. Intanto è pure una mascherina. Qual è il tuo vestitino? Allora, Bene, e il tuo nome? Valentina, Sta ricominciando a piangere, è il numero 3B. Comunque sei stata brava. Ecco vestitino. ungherese, Ungherese. Il numero dell'ungherese è 14B. ma senti, tu hai mai comandato una guerra? No, te la vorresti comandare? Sì. Dunque, questo bambino porta il numero 12. Cinetina! Ah, è una cinetina. Il numero della cinetina è il 33. Sono 44 A. Quanti anni inglese? Ah, è una guardia inglese. Va bene, il numero è 37C. Zero. Che vestitino indossi? Benissimo, ho sbagliato. Il numero è 31B. Mamma mia, mi fai paura quasi. Dimmi, ti piacciono le favole? Sì. Qual è la favola che preferisci? Quella di che però? Oh, bene, ti accontenta. Allora il numero è 34B. Ma sei un avvocato? Allora dobbiamo stare attenti, eh? Dimmi, ti piace qualcosa in particolar modo? No. Studiare, per esempio, non ti piace? Bravo! Qualcuno non te la mangi. Come ti chiami? Giuseppe, Di cosa sei vestito? nello schifo. Vediamo. 46 sì. Ci stai? Accidenti, che bel costume, e tu come ti chiami? Roberta. Roberta, porta il numero 38A. Allora, come ti chiami? Ti chiami Piero? Non lo vuoi dire? Il vestitino lo sai com'è? Troppo difficile. Porta il numero 41Z. Ah, è un costume da vecchio. E il numero dove ce l'hai? Benissimo, il 35. Una coppietta abbiamo. Intervistiamo prima la bambina. Come ti chiami? Antonella. Che bella voce. Antonella, che vestito hai? Indiana. L'indiana. L'indiana porta il numero 15X. Tu invece come ti chiami? Piero. Che vestito hai? Fatto indiano. Mamma mia, ne fai di guerre? Hai
così. Lo stava dimenticando. Principe azzurro porta il numero 20. Brillante. E dimmi il tuo costume qual è? Capitano. Ti piace andare a scuola, capitano? Sì. Qual è la materia che ti piace di più? Matematica. Meno male. E il numero del capitano è 46B. C'è una bambina che piange. È una ballerina ungherese, porta il numero 6X. Questo ragazzo con i baffi, vediamo come si chiama. Giovanni, qual è il tuo vestito? Il cavaliere della tavola rotonda. Cavaliere della tavola rotonda. E il numero? 50C. Come ti chiami? Massimo. Massimo, frequenti la scuola elementare? Sì. Dimmi, ti piace studiare? Sì. Molto o poco? Molto. Meno male, così salvo almeno l'apparenza. Dimmi, il tuo costume? Principe azzurro. Un principe azzurro che porta il numero 47. Come si chiama questa bambina? Raffaele, e il tuo vestitino? Viverei. Ti piace Salvattina? Non lo sa. Il numero della cingarella è 39. Come ti chiami? Maria Grazia. E che costume indossi? La re. La tua stagione preferita è la primavera? Sì. Bene, questa primavera porta il numero 42G. Pensare, vero? Sì. E qual è il vestitino che indossi? Principessa. Principessa, mi vuoi dire che cosa sogni spesso? Questo è il numero principe. Accidenti, che ha sogni piccolini. Vediamo il numero della principessa è 49Z. Ecco una nuvoletta. E si chiama? Il nome non lo sappiamo. Comunque è il numero 40Z. Allora, questo bambino toccato, come si chiama? La mamma, come si chiama? Cingarale. Ma si chiama Cingarale. E qual è il tuo vestitino? Il tuo vestitino? Sembra un pagliaccio comunque. Un pagliaccio. E porta, si chiama Messina Fabio. Ed è il 44T. Ciao. Come ti chiami? Valentina. Valentina, che costume indossi? Uscire. Bene, questa mascherina porta il numero 37G. Allora, come ti chiami? Silvia. Silvia mi sembra abbastanza studiato, possiamo fare una domanda difficile? Te la posso fare una domanda difficile? Sì. Se tu fossi sindaco, che cosa faresti? Sì. Chiuderete le scuole. Allora, il vestitino Generale. è un vestitino in generale, porta il numero 48. Luca, e qual è il tuo vestitino? Topolino, e hai il numero 14G. Allora, come si chiama questo bambino con i baffi? Gianni, che vestito indossa? Come? Ah, benissimo, e il numero è 47C. Ecco questo vestitino, tu o la mamma? Io. Brava, e il numero ce l'hai? Il numero è 40C. Ecco, e porta il numero 39Z, vai a tirare il treno. Ci sono questi bambini con le maschere. Maria Lucia, che cosa hai indossato? Pagliaccio. Spirulino. Ho visto che abbiamo Pagliaccio e Spirulino.
Spirulino, quindi sbagliato il numero 13X, invece Spirulino 28P. C'è una bambina che vestito indossi? Miss America. Ah, Miss America è il numero 31P. Allora c'è un'altra bambina, come ti chiami? Manuela, che vestito indossi? Principessa Primavera. È una principessa che porta il numero 42P. Dall'uscita quando prende la bambina, dall'altro lato. Il drago che sta salendo come gruppo, il gruppo del drago che sta salendo adesso sul palco, anche se salgono gli altri gruppi, quelli giudicati sono quelli. Allora, mentre la banda suona, facciamo salire un gruppo, il drago.
caso, allo stesso Ciao, come ti chiami? Alessandro Sposa. Ma perché belli affetti che hai? Che costume indossi? Un pano nero. Bene, questa mascherina forse è il numero 44B. Girati, come ti chiami? Dai, me lo dici come ti chiami? Non lo vuoi dire, il suo numero è 26X. Sì, queste ne ha 8. Ti piacerebbe andare in Spagna? Sì, cosa pregando, ci andrai? Sì. Dunque, questa bambina porta il numero 41. Allora, come ti chiami? Annalisa, qual è il tuo vestitino? Benissimo, e porta il numero 39D. Come ti chiami? Pierluca. Pierluca che bottone. Dimmi, il vestitino che indossi, come ti chiama? Clown. Clown, il numero ce l'hai? Il numero del clown è 43D. Il vestitino che indossi? Principessa. Una principessa come rosa? Azzurra. Una principessa azzurra. Il numero della principessa è 47A. Allora, come ti chiami? Tania. Tania. Ti piacciono i cartoni animati? Sì. E qual è il cartone animato che ti piace di più? Lisa. Ligia. Dimmi il vestitino che indossi. Satina. È una patina e porta il numero 42G. Come ti chiami? Patrizia. Patrizia ha una bella voce squillante. Che vestitino indossi? Principessa. Sei una principessa e porti il numero 37Z. Vai a ritirare il regalo. Mario, vuoi dirci qualche cosa? Sì. Che cosa? L'abbiamo messo in crisi. Senti, vuoi salutare qualcuno? Sì. Chi? Mia madre e mio padre. Benissimo, tanti saluti. Allora, il vestitino che indossi? Ospitale così. Un ufficiale di pista, porta il numero 43A. Ma che bella bambina che abbiamo. Come ti chiami? Laura. Qual è il vestitino che indossi? Di dama. Dama immagino una principessa. Sì, vedrete fare la principessa. Questa bambina porta il 27X. E per venire il 35D. Come ti chiami? Davide, che vestitino indossi? Dreamer. Che nome difficile. Allora, vediamo il numero 36D. Come ti chiami? Giovanni, quale classe frequenti? La primina. La primina, come sei grande oppure sei piccolo? Che vestitino indossi? Principe azzurro. Un principe azzurro che porta il numero di 33D. Allora, questa bambina, vediamo come si chiama. Sono Maria Galassia. Maria Calogero, che vestitino indossi? Italiano. Spagnola, tu lo sai dove è la Spagna? Tu lo sai. Lei lo sa dove è la Spagna. Allora abbiamo il numero 11X.
nome? Domenico Caruso. Domenico, che vestiti ne indossi? Un Napoleone. Napoleone. Vuoi salutare qualcuno? No. Non ne ha soldati. Mi fai vedere il numero? Il numero è 4C. Vai a prendere il regalo. Come ti chiami? Saluto, che vestiti ne indossi? Principe Russo. Un principe russo che porta il numero 46A. Come ti chiami? Vincenzo, che vestiti ne indossi? Conte. E il numero ce l'hai? Me lo fai vedere? Allora, il numero è 36. Come ti chiami? Vito. Come? Vito. Ah, Vito, e che vestiti ne indossi? Principe azzurro. Un principe azzurro con la spada. Il numero ce l'hai? Me lo fai vedere? Il numero 37. Come ti chiami? Cristina Silvano. Silvana, che vestiti ne indossi? Musetta. Musetta, cosa vorresti fare da grande? Non vuoi fare niente. Il numero della Musetta è 35C. Vai a ritirare il regalo. Come ti chiami? Simone. Simone, che vestito hai? Cinese. Un cinese con il bacco un po' particolare. E il numero di questo cinese è 47B. Come ti chiami? Vanessa. Di cosa sei vestito? Bianca. Quanto ne hai? Guarda. Questo è il numero 44B. Allora, come ti chiami? Fondamento. L'argomento che vestito indossi? Arcivescovo. Un arcivescovo però che ha una sorpresa per noi. Cosa vuoi fare da grande? Non so. Non credo vuoi fare il prete. No. No, va bene. Allora, c'è Domenico è il 45C. Toglietevi da quell'angolo, c'è Allora, gente che abbiamo due bambini. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, che vestitino indossi? E Pagliaccio. Ah, un pagliaccio che dovevo pensarci. Il pagliaccio è il 45C. Tu come ti chiami? Silvio. Silvio. Silvio, che vestito indossi? 46 e 46. Marietta. E ti piace questo vestitino? Sì, va bene. Allora, hai il numero 46C. avevo un amico dei vigili urbani. Oh, abbiamo una bambina con successo, Jessica. Il vestito credo sia un clown. Il numero è 38B. Come ti chiami? Di cosa sei vestito? Vedrai che cosa ti piace già. Questo è il numero 43B. Abbiamo un'altra bambina. Come ti chiami? Laura. Quanti anni hai? 8. E qual è il vestito che indossi? Toleano. E che cosa dovresti fare ragazzi? Si finisce. E questa bambina porta il numero 18B. Allora, abbiamo una bambina che si chiama Mariella. Marietta, che vestito indossi? Gioetta. Gioetta. Gioetta porta il numero 34C. Chi è questo vecchio? Zero. E che vestito indossi? È un vecchio americano, il numero è 39B. E sei impaurita, che ti succede? Qual è il tuo nome? Angelo Bello. Dimmi il tuo vestitino qual è? Biancaneve. Abbiamo la Biancaneve con il numero 50. Allora, come ti chiami?
Carlo, come si chiama questa maschera? Punto. Il numero di questa maschera è il 49A. Due bambine insieme. Tu chi sei? Daniela, che vestitino indossi? Quella è la vestimenta. E qual è la canzone che ti piace di più? Dice, e poi Daniela porta il numero 49B. Come si chiama questa bambina? Teresa. Allora Teresa indossa il vestito di principessa azzurra. E dimmi cosa vuoi fare da grande? La maestra. E a chi vuoi somigliare? Va bene, porta il numero 38. Come ti chiami? Marisa. Marisa, che vestitino indossi? Verde. E di che colore è il tuo vestito? Bianco e rosso. Benissimo, il tuo numero me lo fai vedere? È il numero 30. Come si chiama questa bambina? Simona, sei molto grande? Quanto? È molto grande poco. Allora il tuo vestitino? Principessa lesbiana. Ha una principessa. A te piacciono le persone animate sulle principesse? Sì, allora questa principessa porta il numero 48B. Vai a aprire le gambe. Come ti chiami? Marietta, che vestitino indossi? È una landesilla che porta il numero 27B. Ciao, come ti chiami? Che maschera indossi? Ma quante medaglie hai? Come mai ci sei queste medaglie? Aiuto tagliato rosso. Bene, questo militare porta il numero 42. Allora, come ti chiami? Angela. Pretendi la classe? Seconda me. Ah, quindi sei una bambina grande. Non posso farti una domanda difficile? Sì. L'ho fatta a un bambino e mi ha detto una cosa un poco piacevole. Se tu fossi sindaco, che cosa faresti? Che cosa mi diceresti? Non si vuole pronunciare, va bene. Allora, che cosa qual è il suo vestito? Tanto. È un vestito caldo e porta il numero 25P. Angelina, come ti chiami? Angelina che sente molto freddo. E quindi il suo vestitino? Pierrot è il numero 36A. Posso fare una domanda? Proviamo? Hai un ragazzo con il sombrerino? Sì. E lo sei regalato? Meglio così. E allora per Alessandra il 38Z. Ciao, il tuo nome? Enzo. Enzo, qual è il tuo vestitino? Tattoia. Mamma mia, ne senti freddo? Sì. Senti un po' di freddo. Il numero è 6D. Come ti chiami? Santina, perché non dici così piano? Hai paura? Sei mai stata su un palco? No. No, è la prima volta. E qual è il tuo vestitino? Questo che fa? Il numero è 9C. Come ti chiami? Qual è il tuo vestitino? Bagnato al numero 36D. Come ti chiami? Lina, che vestito indossa?
bambina italiana, una bambina che porta il numero 48B. Come ti chiami? Salvatore, che vestito indossi? Sei un arabo col numero 49. Abbiamo il nostro bambino, come ti chiami? Sarà Vittoria. Quello è il vestito che indossi. Sta facendo una tassa, porta il numero. Come si chiama? Mingoia si chiama, avanti. Allora, ora ci sarà una scenetta, un chiromanti e le clienti. Sarà eseguita dai ragazzi della scuola elementare di Via Madonna di Pace e sono stati preparati dalla maestra Torce Maria Bocuzza. La scenetta è stata tratta dal libro di Torce Maria Bocuzza. I ragazzi che ci presenteranno la scenetta sono Giuseppe Misurata, Elsa Messina, Michele Piazza e Donatella Consiglio. Allora, come si chiama? Ci deve essere lei. Ah, bene. Tu come ti chiami? Il costruttore. Tu? Messina. Messina. E tu? Donatella Consiglio. Va bene, Donatella, vi devo portare io il microfono, quindi scuserete la conversazione. Scusate, mi chiamo Messina. Ora lo volete, va bene. Potete cominciare, chi comincia? Me lo passate voi? Venite, basta la fortuna, Mariannetta e Mariannina, leggi una vostra cosa, picchiate e picchiate, avvicinate. Perché? Che più parenti studiano lì? Che bene giusto, che bene più sente cagare, cosa possiamo scrivere e filmare? Che più complicati e siamo a che se interessa lei è una pancia, attaccate deve attaccare e me la assistare. Sì, che si fa? Che ti fai di sangue o di che? E si da tenere che fa? Pronto signorina, signor Mariannina, praticamente a Costavino. Fino a basso, per favore, questo pubblico lavoro. Ecco signorina, ecco la fortuna. Non lo so. Cortesia, vorrei che lasciate lei la via. Grandissimo, a tu, in completa indisposizione. Il vostro vecchio, il sandro, è portatore di buoni uffici. Vedete scorrevole per quanto riguarda il lavoro. La fortuna sta per portare alla vostra cosa. Si veda
potestà, Rosalina, gli grattini, Marianana, gli effettini, quanta sapete, quanta sta, avrà, una, gli catterini, l'altra, gli spartoni, a portare festa per non fare la fine del caso. Ma non dovete subire una per festa e l'altra per settimana, a così mi asciugano. Numero 45. Ragazzi, dietro. Allora, abbiamo un balletto, Regina Tango. Il balletto sarà eseguito dai bambini della scuola elementare sezione Collegio di Maria. Le insegnanti che l'hanno preparato sono l'Angela, Giudice e l'Oppiparo. Il tema è l'amore nato nel tango tra una regina straniera e un principe italiano. I bambini che eseguiranno il balletto sono Foto Sofia, Ferrara Stefania, Sorce Sandra, Gullo Aleca, Geraci Daniela, La Piana Graziella, Misurata Tiziana, Carduccio Tiziana, Lanzalato Cinzia, La Vega Filippa. Agli strumenti c'è Caretta Cicero, Maria Genoanti, Francesca Sedita, Sonia Socce e Maria Socce.
seguiranno il balletto sono Enza e Maria. Continua. Blocco del gruppo. Quel gruppo, bloccatevi per un momento, vi invitiamo a salire sul palco tra poco. È una fatina primavera e forse il numero di prendere 31C. Come ti chiami? Donatella Lingari. Donatella, che vestiti ne indossi? Dama della guardia della guardia. La guardia della guardia. Il numero di questo principino è il 43B. Sai, questo bambino porta il numero. Vabbè, Napoleone. Come venuto attaccato al roggio? Ora io... Come vi chiamate come gruppo? Che siete? E che c'ha? Un maglia di usare, che si levato di malattia. Levato di malattia, ma se c'è stinte con tutte le scarpe. Ma no, come chi deve andare a chiamare? Ma io veramente vecchio cazzo. Quando tu parli? Mi mandavo a chiamare perché hai un benzone, per fare di che stanno. Perché mi era giusto, balassava tutte cose a stanno. Ma è giusto da vivere di stare in famiglia. Perché anche te, e per questo, chiami la chiesa e ne porta una voce. E pure, al sud, la carta frullata, una si va fuori. Ma no, ma guarda che faccio la messa bene un po'. Ah, dai. E che te ne fa carta frullata per arrivare? Non si sa mai, qualche sciarra, qualche cosa è fatta frullata sempre. Mi pare, Giova, io la buco ci avessi una P. Scriviti giocate P. No, la penna cala io. A buone ce l'hanno, tutte attrezzate sono. Lo so perché io sogno all'entrata, la figlia mi serve sempre. Scrive. Moscomelli, Giocengo di Flevano, Domelle Novicini, io, Calozzo Lolendecchiano, sano, demente e di cura. Al giro lo premo che sta niente, per farne nanti. Lasso a Masuro Tanuzza, la casa e lo torreno, e alle quattro nepote tutto peggio che hai. Dopo, è che non ha la carta frullata. Calozzo, seggio, di nostra figlia cicca, virgola, Toreggio, Feglio, De Roma Feglio, Pet, Paolo, Feglio, di là, Marsiglia, Concittivo. E pure l'anno, e pure che? Ma mi pare che mancasse qualcuno. Ecco, Io manco. ah,
Un applauso anche se siete in pochi, che state